Dopo un perfetto giro del paletto, Igor Busetto cade dall'imbarcazione viola e perde così una terza posizione quasi sicura, ma dimostrando carattere continua a vogare piazzandosi al settimo posto. Grande la gara di Viller Trevisanato, che è risalito dall'ultima posizione dopo la cavata fino al terzo posto. Quarta bandiera per il bianco di Cristiano Vianello. Nella regata di Serie B hanno conquistato la bandiera rossa Eugenio Zennaro e Giuseppe Bognolo, dopo una vincente lotta con l'imbarcazione bianca vogata da Claudio Carrettin e Alessandro De Poli. Terza posizione per il viola di Luciano Zanella e Mirko Savio, quarta bandiera per il marrone di Giuseppe Rossi e Loris Tagliapietra, richiamo ufficiale invece per il rosso della coppia Rosso e De Rossi. Ed eccoci qui a trovare il signor Beppi. Avevamo detto che cos'è il signor Beppi? Sì, perché il signor Beppi è un bellissimo bragozzo di Davide Zane. Io vorrei saperne un po' di questa storia, è una bella storia, so. Tu hai incontrato il signor Beppi quando per la prima volta? Ho incontrato il signor Beppi circa 12 anni fa. E com'era? Era ben stato pietoso, mi è stato regalato, era tugato e una cabina di un paio di metri che io per errori di gioventù ho allungato di altri 2 metri. Diciamo che era diventata un po' la barca di svago giovanile. Dopo qualche anno mi sono accorto che ho rovinato uno degli ultimi bragozzi della laguna, per cui ho deciso di restaurarlo. Diciamo che è arrivato al punto, proprio il marcio era talmente tanto che o lo buttavo in sciacca, come si dice, o bisognava completamente rifarlo. Per rifarlo hai dovuto studiare com'era un bragozzo tradizionale? Per rifarlo sì, mi sono rifatto delle vecchie foto a dei testi di Gilberto Penzo, dal quale ho comprato il libro Il Bragozzo, e con questi ho cercato un po' di metterci le mani. Negli anni mi ero già fatto esperienza lavorandoci sopra, per cui ho cominciato a scartare tutti i vari pezzi di resina che avevo messo nella barca, che l'avevano appunto marcita, e con sistema tradizionale, che è l'unico penso per salvare queste barche, ci ho rimesso le mani, circa 1 anno e mezzo di lavoro. Quando parliamo di tradizionale, cosa si intende? Tradizionale è legno, chiodi, ho usato anche delle viti di inox, a dire la verità, perché i chiodi molte volte creano problemi di ruggine, per cui ho sostituito molti chiodi con queste viti in inox e con dei tasselli in legno che coprono il tutto. Curando ogni particolare, per esempio anche le corde? Sì, le corde una parte sono in canapa, delle altre sono in finto canapa, perché la canapa ha dei problemi, diciamo che si accorcia con la pioggia, con l'umidità, per cui qualche volta si è rotta la corda, per cui l'ho cambiata appunto con queste corde che alla fine sembra canapa anche al tatto. Avevamo detto il signor Beppi ci racconterà moltissime storie, ma la storia del signor Beppi qual è? Abbiamo saputo dell'incontro con te, ma prima che servizio faceva? Cosa faceva questo bragozzo? Questo è un bragozzo da pesca che è nato nel 1955 dai cantieri Frizzero di Chioggia. E venivano usati per la pesca soprattutto da Chioggia, vero? Chioggia è la barca tradizionale? Sì, era la classica barca di Chioggia da pesca, aveva utilizzato diciamo prima per la pesca in laguna, poi quelli un po' più grandi venivano utilizzati anche per la pesca d'altura. Era un po' un rischio secondo me, difatti a Palestrina li chiamano ancora le vedove di marzo, che era il periodo quando c'erano i primi brutti tempi, era più di uno che si capovolgeva. Come qui in laguna non c'è nessun problema, io penso anche in mare, visto che ormai abbiamo dei buoni bollettini meteorologici e ci siamo anche un po' istruiti con questo. Una volta si usciva un po' in più, una volta c'era bisogno di lavorare, uscivano con qualsiasi tempo, adesso quando proprio c'è un tempaccio si evita di uscire. C'è da fare una precisazione, a dire il vero. Noi stiamo parlando dell'artigianato collegato alle barche, ma perché siamo venuti qui a trovare Davide e il signor Beppi? La verità è che Davide si è creato un'attività proprio in compagnia del signor Beppi, cioè ha rimesso a posto questa barca e poi l'affitta e fa itinerari, è vero questo? Sì, io sto cercando di rilanciare questa attività, però è molto difficile qui a Venezia perché il turismo solitamente è di 2 giorni, per cui Murano Torcello, giro in gondola e basta. Sto cercando appunto delle persone che siano venute già più volte a Venezia, che siano stanche appunto di vedere la solita Venezia e vogliano capire com'è nata questa città veramente, che alla fine era una valle da pesca all'inizio. Per cui io porto questi itinerari nelle valli da pesca e cerco di far capire appunto di raggiungere Venezia a vela è un'altra cosa che vederla direttamente o arrivarci a motore o arrivare in macchina.
Quante persone ci vogliono per far andare un bragozzo a vela? Diciamo che l'equipaggio solito su un bragozzo di 10 metri era sulle 3 persone. Io ho visto che con degli accorgimenti riesco a portarlo anche da solo. Benissimo, e allora fra un po' si inizierà ad armare e conosceremo anche i tuoi mozzi, possiamo chiamarli così, i tuoi simpatici mozzi e il tuo equipaggio, va bene, stavo scherzando. Dai. Allora a questo punto lanciamo un servizio che ha a che fare con la voga e le tradizioni, una sorpresa.